Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sono anche membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Vi parlerò di una delle grandi sfide della mia disciplina, le scienze cognitive. E questa grande sfida consiste nel capire come funziona il cervello, come il cervello produce la mente, produce, per meglio dire, le capacità mentali. Questa impostazione è un'acquisizione abbastanza recente. Nella storia delle religioni e poi della filosofia c'è stato un dibattito lunghissimo sul rapporto mente-corpo, su come mai il nostro corpo produce attività mentali. Noi siamo inclini nella psicologia del senso comune e nella cultura occidentale ad avere un atteggiamento dualista. Per esempio, il famoso cogito ergo sum di Cartesio è un'affermazione filosofica che deriva la nostra esistenza dalla capacità di produrre pensieri. È la produzione di pensieri che è una garanzia della nostra esistenza. Quando voi mettete in dubbio tutto sul mondo, non potete mettere in dubbio il fatto che state pensando. E quindi questo pensiero è l'ancora di garanzia della vostra esistenza quando avete fatto questo esperimento mentale di dubitare di tutto. Successivamente, nei secoli successivi, la connessione tra il cervello come organo che produce pensieri e la natura di questi pensieri, emozioni e così via, è stata approfondita. Purtroppo anche qui in situazioni non sempre allegre, bensì luttuose. Per esempio, le prime osservazioni che sono state fatte in maniera sistematica sono legate al fatto che lesioni mentali, talvolta generate da incidenti sul lavoro, spesso purtroppo generate durante le guerre, pezzi di bombe, di proiettili che capitavano nella testa di una persona, producevano alcuni deficit cognitivi, cioè il cervello non funzionava più bene come prima. E alcuni di questi deficit erano selettivi, cioè eliminavano alcune funzioni ma non altre. In questo modo, con un meccanismo diciamo all'indietro, a rovescio, confrontando le prestazioni che mancavano con quelle che prima si avevano, oppure confrontando le prestazioni mentali di soggetti diversi, soggetti normali e soggetti con lesioni di tipo cerebrale, si poteva capire quali zone del cervello fossero le cause a cui si potevano far risalire quei processi mentali che negli esperimenti poi diventavano visibili e misurabili nei modi che ho raccontato nelle lezioni precedenti. Un grandissimo salto nello studio delle basi organiche della nostra capacità di pensare, ma in generale del funzionamento del nostro corpo, sono state le tecniche di risonanza magnetica. Descritte in maniera molto rozza, sono quelle cose che succedono quando vi infilano in un tubo, se siete ammalati. E questo tubo è attorniato da dei magneti, difatti sentite un grande rumore. E i magneti producono in realtà una osservazione del movimento dell'ossigeno, degli atomi di ossigeno che ci sono nel campo, nel cervello in questo caso, visto che parliamo del cervello. E quindi se voi vedete che c'è più attività in una parte del cervello, la rilevate attraverso questa strumentazione e potete in questo modo localizzare funzioni mentali anche senza aver avuto incidenti, senza lesioni corticali. Semplicemente una persona fa un certo compito sperimentale, per esempio somma dei numeri,
e voi vedete questo compito sperimentale quali parti del cervello attiva. In realtà è un po' più complicato di come l'ho raccontato qui, perché il cervello è tutto attivato e quindi per localizzare una zona dovete fare un compito sottrattivo, sottrarre l'attività che c'è quando fate quel compito specifico dall'attività che c'è quando non fate questo compito specifico. E questo è un metodo che già si usava da più di un secolo con Donders di sottrazione dei tempi di reazione e in questo caso sottrazione in realtà delle immagini che vi vengono restituite dalla risonanza magnetica. Questa tecnica, che è stata molto perfezionata negli ultimi decenni, ha dato luogo a una illusione che quelle macchie colorate che vi mostrano il cervello siano direttamente delle fotografie del cervello mentre lavora. E il professor Carlo Miltà, professore emerito dell'Università di Padova e di Bologna, mio collega con cui ho scritto molti di questi libri divulgativi, abbiamo, come posso dire, analizzato questo processo illusorio che conduce a credere che noi vediamo direttamente al cervello al lavoro, mentre noi ricaviamo con un lungo processo statistico di confronto di probabilità ottenuto grazie al metodo sottrattivo, quelle mappe colorate che ci illudono, ricorderete forse la lezione sull'attenzione, sull'utilità del cervello. E da questa illusione che noi abbiamo chiamato neuromania scaturisse poi la moda di costruire neurodiscipline come la neuroeconomia, la neuroestetica e così via. Questa analisi è stata fatta in questo libro, che ha avuto un certo successo e diffusione perché è stato tradotto dalla Oxford University Press. Grazie.